Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e siamo arrivati qui in un altro video, questa volta un video che mi hanno chiesto in un po' di persone, devo essere onesto. Parleremo di un gioco, il gioco è Imperator Rome, morto e defunto, ma questo video non parlerò da solo perché voglio discutere con delle persone che sono dei videogiocatori esperti del gioco. Quindi ho chiamato con me due persone, Aldo e Elino, che poi faranno le loro presentazioni. Io voglio solo dire che questo è solo il primo video di due video, uno di approfondimento storico e vi spiegheremo, per chi non conosce il gioco Imperator Rome, tutto l'escursus che c'è stato e come mai questo gioco poi è andato a fallire fondamentalmente, gioco della Paradox ovviamente, e poi in un secondo video invece andremo ad approfondire il gioco perché io voglio concentrarmi su come questo gioco così rivoluzionario e così bisfrattato ha però influenzato tutti gli altri giochi della Paradox. Ed è veramente un approfondimento interessante e ovviamente non potevo farlo da solo perché avevo bisogno degli esperti. Perciò a voi la parola, Lino e Aldo, benvenuti e grazie per essere qui. E ciao ragazzi, sono Aldo, ho più o meno 2500 ore di gioco e diciamo a me mi appassionano parecchio all'inizio. Io sono Lino, ho quasi 3000 ore di gioco, gioco a livello amatoriale, ma mi è capitato varie volte di fare multi, di cui una anche con Aldo in epoca di Covid. E continuo a giocare perché mi piace questo gioco e il periodo. Minchia ragazzi, ma avete un bordello di ore, non sapevo aveste un sacco di ore così, siete veramente mostruosi. Cioè, vabbè, ok, il gioco Sì. vi è piaciuto, va bene. Ok, c'ho Sì. beccato. Allora, dovete sapere che Lino l'ho voluto sentire perché ho visto la passione nei suoi messaggi, nel fatto di seguire comunque la community e anche mi piaceva come scriveva. Quindi ho voluto appunto sentirlo proprio per questo video e poi lui mi ha portato dentro Aldo, ho detto dai facciamo una roba che detta così è un po' brutta, però facciamo una roba a tre, vabbè, però buttiamola così sul marcio da subito. No, però ragazzi, le ore non rispecchiano solo la quantità di tempo che hanno passato su questo gioco, ma anche la qualità, e adesso ne parleremo e capirete anche voi che sono due persone che veramente ci hanno speso del tempo e si sono veramente appassionate. Allora, io inizierei dicendo, per chi non conosce Imperator Rome, che cosa è Imperator Rome secondo voi? Cioè, datemi una definizione. Inizialmente Imperial Rome era programmato più o meno, come l'avevano pensato, diciamo, non a un gioco prendo, conquisto, ma era pensato come un gestionale. Le pop, le costruzioni, le monete, il manpower, eccetera, eccetera, un po' come il classico di AO4, ma il fatto principale è che si è rotto, a un certo punto si è proprio rotto male. Nel senso che io gioco a Roma, sono Roma, quindi di conseguenza sono, no, power, ma molto di più. Cioè io con Roma costruisco città da niente. Mentre prendo un esempio tipo Cartagine, che piace tanto a Lino, e lì fai molta più fatica, quindi il senso di gioco doveva essere amministrativo inizialmente, no? Che conquisto, poi vado avanti, conquisto, riconquisto, me ne frego e continuo. Non snowball. Un enorme continuo a prendere e basta, senza avere malus, proprio zero quasi. Guarda, io gioco a Imperator prima di tutto perché mi piace l'epoca storica, che è un'epoca storica che mi ha sempre affascinato, e gioco, come giustamente dice Aldo, io ho una particolare predilizione per Cartagine e per come è necessariamente portata sui videogiochi, che quindi è quasi sempre una sfida. Imperator nasce, secondo me, con un preciso target: prendere i giocatori di Europa 4 che vogliono fare la War Conquest, trasportarli in un'epoca storica dove puoi creare un gioco di questo tipo, dove tu hai un Alessandro Magno che in pochi anni ti conquista dalla Grecia all'India. Il problema è che è stato gestito, come spesso da Paradox, in maniera estremamente confusionaria, che è poi quello che ha decretato come è finito il gioco, portando una Roma esageratamente OP, cioè all'inizio addirittura, e ve lo potrà dire meglio Aldo, c'è gente che con Roma partiva e andava fino in India senza problemi. La novità dei giochi Paradox è la gestione,
perché quella la difficoltà non è vincere la battaglia la vince anche abbastanza facilmente. Il problema è mantenere il controllo di un territorio, e questo sembrava all'inizio che Imperator lo volesse fare. Il problema è che poi giocandoci ci si è resi conto che la Paradox aveva questo piano, ma di svilupparlo molto più avanti, e non si è arrivati al molto più avanti, purtroppo. Io vi dico invece la mia idea, il mio concetto quando l'hanno presentato era molto simile, lo immaginavo, a una mod che era uscita per EU4, che era una mod dove overall che convertiva Europa Universalis 4 e lo portava direttamente al mondo romano. A me quella mod lì l'ho distrutta, mi è piaciuta tantissimo, era incompleta, buggatissima, tutto quello che volete, però mi ha dato delle vibes, cioè mi ha fatto venire più voglia di giocare a Europa Universalis, quella mod lì, che non Europa Universalis stesso. So che adesso verrò linciato per questa cosa, però è la verità. Questa è la mia verità. Quindi quando è uscito Imperator Rome ero gasatissimo, perché ho detto cavoli, per me è un gioco, cioè è un must buy, cioè buona, finalmente è EU4 senza senza i bug e quella ciofeca che era quella mod lì, no? E invece non è stata una bella uscita. Infatti purtroppo, lo anticipo, io alla fine il gioco non l'ho mai comprato, proprio perché hanno usato tutte le problematiche che ha avuto. Io vorrei chiedervi se voi dovete darmi una caratteristica che vi piace tantissimo del gioco, per il quale dite per me è qualcosa che ha solo questo gioco e che mi spinge ancora a giocarlo. O una o due o tre, insomma, comunque un numero limitato di caratteristiche. Secondo voi, per voi, quali sono? Allora, se parto dai pro, sono tantissimi. Allora, considera il fatto comunque sia che la nuova gestione comunque sia delle pop, proprio del numero delle pop, gestite anche in interclassi comunque sia su Imperator Rome, poi ne è stata aggiunta la quarta, è una cosa che comunque sia nessun gioco ha mai visto. Manco Stellaris, per citarne uno. Quindi la gestione proprio, nel senso, faccio, che ne so, con gli schiavi faccio una cosa, con i cittadini faccio una cosa, con i nobili faccio un'altra cosa, c'è una cosa che mai nessun gioco ha mai avuto, o comunque gestionale. Soltanto vecchi giochi come John Pirates dicevano sta cosa qui, e l'hanno implementata in un metodo amministrativo. Ecco perché dico è un gioco amministrativo, perché tu sì, io prendo, conquisto, sistemo, costruisco, faccio le truppe, eccetera, eccetera, però viene implementato direttamente all'interno della, diciamo in questo caso della nazione. Faccio un esempio, uno dei territori più ricchi con cui si gioco è intorno alla Tropatene, Armenia e anche Cappadocia, perché hanno risorse che per esempio l'Occidente non ha. Quindi, che ne so, io gioco l'Armenia, importo dall'India e lo esporto comunque sia verso l'Occidente, è una cosa che altri giochi questa cosa non ce l'avevano. Quindi non è soltanto una questione di militare, che comunque sia anche molto simile a te giochi Paradox, ma è anche una cosa che sposto la pop, che ne so, dalla Gallia fino alla Macedonia, pago un bordello dei soldi perché si paga per spostare ovviamente, è una cosa che non puoi fare nessun altro gioco. Ma lo stesso discorso anche della questione amministrativa con cui costruisco questi aquedotti, le granai, delle librerie, delle accademie che mi dà bonus qui e bonus là, un po' come O4, ma ambientato in un periodo comunque sia antico, però che ti dà quell'input in più di dire mi serve questo, vado a prendere questo, mi serve questo, vado a prendere questo. E ci sono tante altre cose, ma non le finirei sinceramente. Quindi di fatto a te piace la parte gestionale, manageriale? Assolutamente sì. Che è strano, che è strano, perché io per esempio non l'avrei detto. Condivido con te il fatto che sia qualcosa di unico, assolutamente. Sì. Però non sarebbe tipo il mio main core. Per dirti, io quando giocavo questa mod, parlo della mod perché ovviamente è la cosa che si avvicina di più al gioco, anche se io l'ho visto molto, l'ho molto studiato, tra virgolette, anche se non l'ho mai utilizzato. Però per dirti, a me invece la parte che potenzialmente potrebbe piacermi di più è non tanto l'effetto snowball, ma il fatto di dover gestire tante cose, ma non solo riferito alla pop. Anzi, forse la pop la trovo, ti dico la verità, un po' noiosetta, anche se penso che sia una roba fighissima, però magari da gestire costantemente, un po' così. Invece tu, Lino, qual è la caratteristica che ti piace di più? Posso dire la mia. Vai, anche certo. riguardo a quello che hai detto tu sulla mod Universalis. Vai. La mod Universalis, che io conosco molto poco, però chiaramente cosa ha fatto? Ha trasposto Europa nell'epoca antica.
Quindi chiaramente il parallelo c'è, non c'è, nel senso c'è chiaramente perché è stato il prodromo di Imperator. Però tutti i difetti di cui per in parte ci si lamenta di Europa Universalis 4 e che ha innovato Imperator e che poi troveremo in Europa 5, ci sono nella mod e non ci sono su Imperator. Per esempio la semplificazione del commercio, il fatto che gli edifici su Europa, che tu li faccia o non li faccia, una volta che capisci più o meno come guadagnare dal commercio, contano e non contano. Sì, ti possono aiutare per l'istituzione o altro. Invece Imperator, che ed è la novità rispetto ad altri giochi come Rome 2 Total War o comunque Total War o altro, è che per una volta da un lato non è solo le battaglie, perché sennò hai giochi molto migliori che puntano solo ed esclusivamente sulle battaglie, dall'altro poi con la patch Marius hanno migliorato il sistema di battaglie di Paradox, che non è semplicemente ne hai tanti, li mandi e vinci, o come era prima della patch Marius, fai tante tech, li mandi e vinci. Quindi comunque la parte innovativa, la parte bella di Imperator è l'approfondimento, che però la Paradox poi si è dimenticata, era salvata la mod, quindi tu puoi vedere la tribù gallica, puoi vedere l'invasione in Asia centrale, ma soprattutto la gestione della conquista, che è l'unica vera sfida, perché vincere una battaglia più o meno in tutti i giochi, una volta che hai capito quelle 2 o 3 cose, le battaglie le vinci. Il problema è mantenere il controllo. Le lamentele più grosse, infatti, che si trovano nei novizi è: sono Roma, ho conquistato la Gallia Cisalpina, i Galli si ribellano, il gioco fa schifo. No, cioè, è lì la sfida. Cioè, la sfida è conquistare un territorio e non passare il tempo a rincorrere gli esercitini di qua e di là perché sennò va tutto in vacca. Ed è questo, tra virgolette, il bello di Imperator. Cioè, non è solo devo combattere a canne, come cazzo faccio a combattere Annibale? E ok, ho conquistato tutta l'Africa, sono il triplo dei miei pop, e si domandano perché io dovrei essere sotto di lui? E tu devi spiegarglielo con la gestione provinciale. Quindi di fatto anche a te piace la gestione, di fatto, anche se in maniera diversa da Aldo, però di fatto anche a te piace la gestione. Sì, perché devi attivamente fare qualcosa che non sia semplicemente prendi l'esercito e gli dici vai là. Vi faccio una domanda a entrambi, ma lo considerate un po' forte, ve lo dico, allacciatevi le cinture, ma lo considerate un'evoluzione rispetto a Europa Universalis 4? Al di là che Europa Universalis 4 è uscito con 30.000 DLC, ultra mega pompato, eccetera, però dico di base, cioè prendendo il gioco, togliendo magari tutto il corollario di DLC, però andando alla natura del gioco stesso, voi lo considerate un'evoluzione, qualcosa di magari completamente differente che non c'entra nulla, o qualcosa magari di inferiore rispetto al core? Sto parlando di 2 giochi rispetto, cioè quindi di Imperator rispetto a Europa Universalis 4. Che visione avete? Oddio, domanda, Ho detto domanda un po' difficile, però te la faccio comunque, ti risponderò comunque. Allora, Imperator come base è molto più superiore a EU4. Ok. Come base. Nel senso che la gestione che c'ha EU4 è talmente semplice che in Imperator comunque si è alzato le mani. Perché mi riallaccio al discorso che ha fatto Lino. Mhm. Imperator non è un gioco che tu arrivi e colori la mappa. Imperator è un gioco in cui tu arrivi, conquisti una pop diversa culturalmente dalla tua, che anche questo comunque si è implementato nel gioco, completamente diversa, nel senso tu sei romano, ne so, italico, per dire, gruppo italico, conquisti la Cisalpina, gruppo gallico. A fin dei conti, per associare le tue cose, i galli romani sono molto diversi comunque sia nel gioco implementato, e anche culturalmente, storicamente parlando. Di conseguenza la difficoltà è quella, come dice Lino, è mantenere quello che tu c'hai. E Imperator comunque sia inizialmente ti dice: guarda, hai conquistato, che ne so, Cartagine. Questa è una puntina per Lino. Conquisti Cartagine e i punici sono molto diversi dai romani e si odiano.
È chiaro che quella provincia mi si deve ribellare. All'inizio era così. Poi dopo è diventato prendo un foglio e coloro. Almeno con Roma, bonus e malus a parte, è così. Con Cartagine no, un po' diverso. Sì, questo è un problema che effettivamente se ne parla poco, nel senso che hanno esagerato con Roma. Cioè, calcola che il gioco si basa essenzialmente sulle città. Roma è l'unica nazione in cui gli regalano città. Tant'è vero, è quello che io dico a tutti: non giocate Roma. Io dico, esagerando, cioè giocare a Roma su Imperator è come bullizzare il bambino sordocieco. No. E non esagerare. È una cosa veramente oscena. No, non è. Ritornando alla tua domanda, va fatta una precisazione, nel senso che sì, è un'evoluzione perché è uscita 10-15 anni dopo, no, 10 anni dopo. Però va precisato, è un'evoluzione, a mio avviso, per il target di giocatori di riferimento. Ok. Cioè, per i giocatori che vogliono espandersi, Imperator Rome è una grandissima evoluzione che ha fatto anche scuola per altri giochi. Per chi invece che gioca Europa Universalis, se gli piace giocare Toll, cioè quindi stare piccolo, crescere, farsi i suoi edifici, è un'evoluzione solo perché è uscito dopo. Vi chiedo una cosa, bene o male tutte e due dite che è un'evoluzione, comunque qualcosa di più complesso, non in termine negativo, ma anche in termine negativo. Quindi secondo me questo potrebbe aver influito un po' sull'audience, sul fatto che venga apprezzato o meno. Però vi dico, se è l'evoluzione e ci sono così tanti giocatori di Europa Universalis 4, perché poi il gioco alla fine della fiera, piccolo spoiler, mettiamola così, il gioco è fallito? Cioè perché poi alla fine la Paradox non è riuscita più a sostenere il gioco e farlo autoalimentare come audience? Perché comunque se è l'evoluzione io mi aspetto, cavoli, è meglio di quel gioco là, gioco a questo. Invece è morto. Come mai? Cosa è successo? Mi volete dire il vostro parere? Perché è morto? I fattori sono tanti. Allora, parto dal primo. Il fatto che io non ho difficoltà a fare quello che io faccio è già un impedimento. Se non dai la sfida al giocatore medio, è chiaro che il gioco te l'abbandona prima o poi, perché io lo finisco, gioco a Roma, che bello, dai, conquisto il mondo, ho fatto, finito. Cioè, è questo il primo effetto che ci ha avuto Imperator inizialmente. Se io non gioco Roma, faccio un esempio, gioco qualsiasi altra nazione, che ne so, greca, e a un certo punto ti rendi conto, gioco a Massalia, sì, mi difendo dai Galli del Sud, eccetera, eccetera, conquisto qua, conquisto là, mi attacca Roma, poi prendo conto e mi rompo le palle. Perché ho fatto quello che dovevo fare, la mia sfida l'ho fatta, ma non c'è nessun altro che mi contrasta. In Imperator, per esempio, questa cosa non c'è. Perché c'è l'Inghilterra, c'è la Spagna, c'è la Prussia, c'è l'Impero Ottomano, c'è la Russia, eccetera, eccetera, quindi hai diverse sfide comunque sia da porti davanti. In Imperator questa cosa non c'è, perché ci sono molte tribù, al di fuori chiaramente di civilizzata come Roma, come Cartagine, come Macedonia, eccetera, eccetera, che non si sviluppano mai, cioè non si evolvono. Essenzialmente non hanno questo input di evoluzione, tranne alcune tribù, come per esempio prendo gli Alverni, che sono dei federati, che provano ad evolversi, ma a un certo punto blobbano pure quelli che ne so, conquisto tutta la Gallia e poi esplodo. E non c'è più il grado sfida, nel senso io sono Roma, devo affrontare l'Arvenia che è enorme, però non si riesce proprio a svilupparsi, perché le tech essenzialmente si basano comunque sia sulle pop. Se tu non sviluppi le pop come IA, è chiaro che o esplodi o qualcuno arriva e ti mangia. Secondo te è ricercata questa cosa? È ricercata nel gioco stesso delle A, perché io come persona umana, se gioco chiaramente una nazione che non è sviluppata, che ne so, prendo i cimbri che stanno un culo alla luna in Danimarca, è chiaro che io come giocatore ho un'idea diversa dall'IA. L'IA inizialmente era mezza, poi è diventato totalmente imbecille, però il fatto è questo. Scusa, tu quando dici è ricercata, intendi è ricercata nel gioco o è ricercata dai player?
No, io intendo è ricercata nel gioco. Cioè, secondo voi il gioco è stato costruito con quell'architettura? Perché è un po' quello che hai detto tu alla fine, Lino, prima che hai anticipato. Però dico, secondo voi è una... Cioè, il gioco è costruito così sbilanciato? Perché di fatto quello che mi state dicendo Sì. è questo, cioè il gioco è sbilanciato. E vi chiedo, Tanto. ma secondo voi... Un po' ci sta, secondo me. Però non è che deve essere troppo sbilanciato. Secondo voi è un Allora, discorso di malcalibrazione da parte degli sviluppatori o era target della produzione di questo gioco? allora, è stato ricercato quel modo di sviluppo, cioè è stato pensato, non è stato fatto così per caso. Il problema è che da un lato ti trovi in un periodo storico che chiaramente in questi giochi comunque devi avere un'ucronia, però non puoi neanche avere un'ucronia per cui i cimbri all'improvviso hanno i sottomarini, quindi devi comunque seguire delle linee guida. Il problema degli sviluppatori del gioco è contemperare le major, nel senso che tu hai delle major come Roma, che chiaramente le devi aiutare perché è Roma, ha conquistato mezzo mondo, non puoi non aiutarla. Però dall'altro lato non hanno studiato un sistema per cui il giocatore, una volta che come Roma hai conquistato Cartagine e l'Egitto, hai delle sfide. E viceversa, per chi gioca fuori dal bacino del Mediterraneo o gioca tribù, non ha sviluppato né un flavor per le nazioni, che poi vedremo, ci penseranno le mod, né un modo per contrastarli veramente. Cioè l'unica cosa che permette al giocatore di contrastare le major è il fatto che l'IA fa cagare. L'IA fa cagare, l'IA non sviluppa, quindi non ha tech, tende a ribellarsi o se sei un'altra tribù esplodi. Allora in quel caso sì, tu puoi sopravvivere, ma se no non hai molto per poterlo fare. Tra l'altro, prima di abbandonare il gioco, la Paradox ha fatto la cazzata più grossa, secondo me, che poi ha dato la mazzata al gioco. Mhm. Cioè, per incentivare il giocatore ad avere delle sfide, ha creato 3 nazioni, chiamiamole pirata, cioè che hanno dei bonus in attacco. Roma, la Parnia e forse i Dae nel caso in cui formino la Partia. Ora, il problema è che la Parnia e Dae formano la Partia una volta su 4. Roma invece è inarrestabile al punto che se tu dici ok voglio formare la Dacia, non puoi. Perché Roma dimenticherà Cartagine, dimenticherà la Grecia, dimenticherà l'Egitto e punta sul giocatore. Quindi chiunque vuole giocare in centro Europa e Balcani, non può, perché non hai fisicamente il tempo di svilupparti e poter contrastare Roma. Quindi da un lato volevano ricercare lo sviluppo e la gestione, perché la sfida è la gestione dei territori, però è stata anche mal calibrata perché se giochi una major ti rompi i coglioni, se giochi un piccolo e in più sei vicino a Roma non puoi giocare. Confermo ogni parola detto Lino perché è infermabile, cioè non c'è, a meno che non fai una gigantesca mega alleanza, ma manco quello basta, non puoi fare niente, ma assolutamente niente per fermarla. Cioè io ho giocato tante volte ad esempio con l'Etruria riuscivo sì e no una volta su 5 a fermare Roma, ma perché mi alleavo con Cartagine e mentre magari Roma era già in guerra, che ne so, contro l'Epiro, per dirti, l'attaccavo e l'approfittavo. Ma una volta su 5 che Roma sconfiggeva l'Epiro, Cartagine e me. Per quanto cazzo era OP? Esageratamente OP. Ma gli sviluppatori, secondo voi, non se ne sono accorti man mano? Cioè, nel senso, il gioco sarà migliorato da quando è uscito, voglio dire. Cioè, non se ne sono accorti che c'era qualcosa che doveva essere ricalibrato. Perché qui alla fine parliamo di numeri, non è che parliamo... Io non è che vi dico devono rifare l'IA, no, perché sennò prendi il gioco e lo butti. Però alla fine si tratta solo di bilanciamento numerico. Quello attacca, c'ha 50, troppo, lo porto a 30. Perché non l'hanno fatto? In parte l'hanno fatto anche perché inizialmente considera che i manipoli erano da 1000. Mo l'hanno messo da 500. Ma tanto il discorso è uguale. Non cambia, perché se tu anche se riduci i manipoli fai più eserciti. Di conseguenza li metti insieme e invade dove pare.
quello che loro non hanno fatto essenzialmente non è tanto più ridurre le major, ma essenzialmente ricalibrare l'IA. Se io gioco Roma, ok, devo affrontare gli insurbi, per dire. Non hanno calibrato il fatto che Roma, storicamente parlando, aveva delle difficoltà logistiche. Qui la logistica è come se non ci fosse. Io vado, faccio una cavalcata alla fine in Surbia, invado, torno e ricomincio da capo. Ma non c'è proprio, diciamo, il malus del territorio, non ci sono malus per la nazione attaccante, non ci sono bonus per la nazione che si difende, non ci sono bonus sulle tecnologie, non c'è niente. Questo è il fatto principale. Che è assurdo. Come non... Che è assurdo, No, perché non in c'è EU4 assolutamente ci sono niente. queste cose. Mi sento di fare delle precisazioni, se mi Prego. permetto. Un po' di complessità c'è, poca, perché per esempio l'esercito invincibile su Imperator è full elefanti, ma nessun giocatore, nessuna nazione è in grado di mantenere, sia magari a livello di soldi sì, ma di dare cibo, perché c'è anche questa novità in Imperator, l'esercito ha bisogno di cibo, non sei in grado di mantenerlo. Ma neanche se lo tieni in capitale, se importi tutto il cibo del mondo, un esercito full elefanti non sei in grado. Al momento che lo sposti ti muoiono di fame. Quindi non solo c'è il combat with che cambia in base ad alcune situazioni, quindi non è proprio liscio come può sembrare da come l'ha detta Aldo. Il problema però sorge nel fatto che storicamente Roma era la più forte, però non era mai detto che in una battaglia contro i Galli avrebbero vinto. C'era sempre il dubbio. Vero. Quindi Roma che attacca gli Insubri non si sa se vince nella realtà. Fanno il meglio ma vincono. Invece su Imperator vince perché la fanteria pesante li batte la fanteria leggera. E dal momento che Roma ha i bonus sulla fanteria pesante e se li può permettere dall'inizio perché è più ricca, gli Insubri possono solo mettersi a 90 gradi, non possono far tanto. E riguardo alla tua domanda, ma scusa, se questi errori erano così evidenti, possibile che questi sono così deficienti da non accorgersi? In parte ha risposto la stessa Paradox, che dopo 2 anni che aveva lasciato il gioco, credo in un Dev Diaries ha detto ci rendiamo conto che avremmo dovuto dare ascolto ai feedback dei giocatori, a quello che ci dicevano nei Dev Diaries, purtroppo non gli abbiamo dato retta, ormai è andata così. Ridicolo. E veramente ridicolo. Giustamente a noi ci girano i cosiddetti. Anche perché mi riallaccio al discorso di Dino. Dino, io l'ho provato a fare una cosa del genere. Ho invaso la Gallia Cisalpina, dichiarando guerra a tutte le nazioni del nord, fino a vedere a che punto arrivavo. Ti giuro su Dio, su quello che ti pare a te, io ho portato 50.000 uomini al nord, li ho massacrati tutti, anche se non avevo logistica, ed ero continuamente in perdita di manpower, ma esageratamente. E se ti dico che non ci sono malus per la fanteria romana o con così la fanteria in genere, con quei bonus che c'è a Roma, non ci sono. Non li senti proprio, anche se fosse, non li senti. Vado fino in Romania, vado in Ungheria, vado in Russia, non li sento a un certo punto. Mi rendo conto che perdo tanti uomini, a un certo punto mi ritiro. E l'IA te lo permette. Non cerca mai la battaglia campale come c'era appunto in antichità, veramente. Mai. Quindi di fatto è un gioco che ha come problematiche principali il fatto che sia sbilanciato e che l'IA non sia un'IA intraprendente. È corretto quello che dico? Corretto, ma mai proprio. Mai. È sbilanciato, l'IA più che intraprendente non riesce a offrire una sfida. Non riesce a offrire una sfida. E nonostante non abbiamo parlato dell'elefante nella stanza, cioè adesso per fortuna, grazie a Dio, è così. Allo start non era così. No. C'è stato il periodo delle correzioni in cui, per esempio, potevi provare a giocare Toll e sviluppare la tech, però eri sbilanciato come Toll. Poi hanno fatto la patch Marius, che all'epoca e forse ancora è la più grossa patch mai rilasciata da Paradox, che ha fornito un sistema di guerre vario ma comunque sbilanciato, come ha ricordato Aldo. Dopo quest'ultimo tentativo, che è stato il più grosso ma comunque sbilanciato,
abbiamo il gioco che adesso, che comunque è sbilanciato. E allora vi chiedo, ma perché voi avete così tante ore su questo gioco? Cioè, nel senso, non potrà essere solo la parte amministrativa, che quella l'abbiamo capita, però io dico, ci sarà anche qualcos'altro, qualche altra profondità. Forse è la sfida di non essere Roma che vi porta avanti? Allora, io ho giocato tante ore con Roma per capire quali erano tutti quanti i bonus di Malus, sempre nella speranza che il gioco così tornava in vita, ma così non è mai stato. Essenzialmente quello che piace a me è proprio questa questione, cioè io cerco, almeno nel gioco, che comunque te lo impedisce, di arrivare fino a un certo punto di dire io devo esplodere. Allora, ho giocato sia tante ore con Roma che tante ore con la Parnia. La Parnia, a me che piace tanto, mi offre un grado sfida molto 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 più superiore a qualunque altra nazione che giocherei. Anche le stesse tribù migratorie, comunque sia del nord della Germania, per dire, no? Quando gioco la Parnia, per esempio, io devo creare l'impero dei Parti e mi offre comunque un grado sfida superiore, perché devo conquistare la Zantia, conquistare la Pissuria, arriva a un certo punto e divento abbastanza grande che automaticamente, questo non dovrebbe accadere in teoria, che automaticamente gli assorbo la Partia, quella macedone o comunque greca. Ripeto, non dovrebbe accadere, ma accade magicamente, puff! E a un certo punto arriva comunque sia la conquista contro i Seleucidi, che è un Imperial Challenge, praticamente che tu conquisti il territorio e lo assorbi direttamente, e attacco i Seleucidi. Fino a lì tutto ok. Una volta che hai conquistato la maggior parte dei Seleucidi, sei talmente potente che i Mauri si cagano addosso, gli Armeni non ti manco ti cagano, sì e no un pochino l'Egitto che arriva comunque sia in Siria, ma basta, finisce là. E allora, la risposta brevissima è mod, però è una risposta che andrebbe specificata troppo e perdiamo troppo tempo. Va comunque precisato che il gioco base, poi alcune cose sono state cambiate, migliorate o peggiorate dalla mod, comunque il gioco base offre delle cose che per mia ignoranza non so se ci sono in altri giochi. Cioè io, per esempio, oltre a Cartagine, io ho un interesse mio personale per la Battria, un po' come Aldo per la Parnia. Però, per esempio, questo è un gioco in cui c'è la reale migrazione degli UEZ dall'Asia centrale e attraverso una serie di eventi il giocatore può formare l'impero Kushan, che è realmente esistito negli attuali Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, Iran e cose così. Sì. Ci sono all'interno del gioco comunque delle dinamiche e tra l'altro ti permette di giocare delle nazioni. Noi prendo per esempio i Pandia e il regno di Chola in India, che ritroviamo anche in CK3 in Europa 4, cioè parliamo di regni durati millenni, che offrono comunque, ed è nello stile Paradox, un approfondimento storico, culturale e può anche incentivare il giocatore. A me queste cose piacciono e quindi oltre alle sfide che mi creo, per esempio io decido di rifondare l'Egitto con Kush, quindi cacciando via i Macedoni, offre anche degli interessanti spunti per chi può essere appassionato di storia antica. Che questo è molto Posto bello. che comunque le mod salvano. Allora vi faccio un'ultima domanda, in definitiva, per concludere un po' questo video storico che vuole essere un video di introduzione a quello che è stato Imperator Rome. Vi chiedo, ma voi lo consigliereste come gioco a persone che non l'hanno mai giocato, adesso attualmente? E vorrei sapere una cosa, non una risposta troppo articolata, vorrei un po' più una risposta secca per quanto riguarda la parte vanilla e per quanto riguarda la parte moddata. Poi parleremo delle mod nell'approfondimento. Beh, mettiamolo in questi termini, ti divido la domanda. Se tu sei un tipo di giocatore comunque sia a cui piace la storia, mi rilaccio al discorso di Dino, ci sono molte cose implementate storicamente, non tutte, ma molte ci sono. Nel gioco stesso puoi farlo. Anche perché c'è anche un'altra cosa interessante nel gioco, che non c'è soltanto la pop, la cultura, i soldi, l'esercito, eccetera, eccetera, ma c'è anche la religione. La parte comunque sia della religione, tu puoi costruire i templi che tu desideri con diversi bonus. Prendo Silino, ti sta sul cazzo, ma prendo Roma perché c'ha il tempio di Marte però lo faccio.
non per darti contro, ma era cosa più semplice. Il campo di Marte ti dà un bonus morale alle truppe e il bonus disciplina, che è molto importante in qualunque gioco Paradox. La disciplina ti consente comunque sia di mantenere l'esercito comunque sia che è leggermente più disciplinato e quindi ha dei bonus maggiori contro gli altri eserciti, e non solo. Nel tempio stesso tu puoi metterci gli oggetti storici. Gli oggetti storici di Roma, in questo caso, prendo un esempio lampante che è la tomba di Romolo. Ci sono cose nel gioco anche storicamente un pochino curate, non troppo, ma un pochino, anche perché negli oggetti stessi dovevano metterci qualche bonus. Però ce l'hanno messe, hanno messo, diciamo, nella mod, se non ricordo male, c'è pure il Pantheon di Roma. Nella mod c'è anche comunque diversi templi che ci sono nell'impero Seleucide, che sono quelli zoroastriani. Ci sono anche i templi, quelli greci, che sono realmente esistiti, come quello di Atene, il Pantheon di Atene. Come anche le diverse ziggurat che ci sono, se non ricordo male, dei ziggurat ci sono a Cartagine. Ma ci sono anche la stessa tomba di Alessandro, il metodo di Alessandro, in cui tu puoi anche creare la panoplia, cioè l'armatura completa di Alessandro compresa la spada. Ci sono queste cose comunque sia storiche, sia religiose che culturali. D'altro canto, se ti piace la parte storica, sì, ma se sei quel giocatore medio che dici gioco Imperator perché voglio blobbare, nel senso che voglio colorare la mappa, no, lascia perdere perché mi fai male. Quindi non farlo. Allora, secondo me, posto che io su tutto, come sui film, dico sempre, o sulle serie TV dico guardati un episodio, vedi se fa per te. Non sono totalmente d'accordo con Aldo, nel senso che secondo me invece il problema di Imperator è che è troppo facile per chi blobba. Cioè, quindi un giocatore che vorrebbe blobbare potrebbe scegliere Imperator, ma si rompe i coglioni. E chiaramente, se ti piace la storia, se ti piacciono anche curiosità storiche, se ti appassionano alcune dinamiche, come appunto puoi formare la panoplia di Alessandro, puoi formare l'antologia filosofica, quindi devi andare a conquistare determinati territori che hanno quelle reliquie che non sono facili, perché per esempio il braccio dell'armatura di Alessandro è in Afghanistan, quindi devi arrivare fin lì. Se ti piacciono alcune chicche, il gioco è ottimo. E le mod, però questo riguarda altro, aggiungono anche altre chicche estremamente interessanti. Se però sei un giocatore alla Rome Total War in cui vuoi menare le mani, ti rompi con gli occhi, cioè cambia, perché non ha senso neanche star lì a perderci mezz'ora, perché No, fai due click, vedi l'esercito che dà un pugno all'altro, hai vinto, fine. No, ti prego, lì non dire così, perché a me mi fa male sta cosa, no? Non lo fai, ti prego, non farlo. Non farlo. Allora, io direi che siete stati gentilissimi entrambi, il video può finire qua, è andato molto più lungo rispetto a quello che immaginavo, però direi che abbiamo fatto una bella panoramica sul gioco, soprattutto una panoramica di persone che sono appassionate e che ci hanno dato i punti di forza e i punti deboli del gioco e ci hanno dato una visione chiara di quello che è il gioco. Nel prossimo video parleremo invece in maniera un po' più approfondita non tanto del gioco in sé, ma di quanto questo gioco ha rivoluzionato i giochi Paradox, sia giochi che erano già in essere, ma anche i giochi futuri, e poi magari andremo anche a fantasticare sulla parte di Europa Universalis 5, ma ci arriveremo con calma. Io ringrazio tutti e due per essere rimasti con me, grazie Lino e grazie Aldo per il vostro tempo e comunque la vostra disponibilità, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Se volete fare la chiusura, tutta vostra. No, io ti ringrazio. Grazie Lord, grazie di tutto, grazie di averci fatto parlare del gioco, perché speriamo sempre che torni, ma cerchiamo di dargli una dignità, è questo il discorso. Io sto cercando di fare questo al gioco, perché secondo me è un gioco valido, che a me purtroppo mi ha veramente fatto sognare quando è uscito e poi è stata una grande delusione. È questo che sarebbe bello invece per chi
vede questo gioco dall'esterno e come me non ha avuto il coraggio magari di giocarlo, dargli una chance anche solo per provare e vedere effettivamente tutti questi lati purtroppo anche negativi ma anche molto positivi. Va bene signori, L'unica cosa, dimmi. l'unica cosa, questo vabbè in caso toglilo, con la mod Invictus, che è una cooperativa di mod, il gioco ha veramente un boost, è veramente il gioco che avrebbe potuto essere. Brucia un po'? Già. Sì, Sì. tanto. Vabbè, ci Anche sta. perché banalmente una delle lamentele che abbiamo avuto io e Aldo, cioè il fatto che avevano i giocatori, se tu giochi una tribù in Gallia, una tribù in Russia, una tribù in Sri Lanka era identica, la mod Invictus permette che ogni tribù è particolare. Quindi tu puoi decidere di giocare anche tribù in culo al mondo perché cazzo, questa ha qualcosa di particolare, può fare qualcosa di particolare, ha una sua storia che viene spiegata tramite la mod e ti dà la voglia di voler approfondire anche altre culture. Sì, ho capito che la parte caratteristica, nel senso che il particolareggiato lo tocca e ho capito che questa è la cosa che comunque vi piace al di là della gestione e al di là di tutto quello che ha. Fondamentalmente è un gioco che racchiude tante di queste cose, peccato che è uscito sbilanciato e insomma con i suoi difetti. Va bene ragazzi, adesso chiudiamo perché è veramente tempo massimo, finito, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie ancora ragazzi. Grazie. Aldo? Sì? Vai, dimmi un grazie anche tu. Prego! Grazie, prego! Va bene, chiudiamo così.